Ben ritrovati dalla redazione. Il maltempo che si è abbattuto martedì sera su Trieste ha avuto conseguenze più pesanti nella zona della Sacchetta e di Campomarzio, con una quantità e un'intensità della grandine molto più devastanti rispetto ad altre zone della città, tanto da aver provocato ammaccature su diverse auto e anche su imbarcazioni e motocicli, colpa della cella temporalesca che proprio in quel punto, ha spiegato l'OSMER, l'Osservatorio Meteorologico Regionale, ha preso più forza nella sua parte finale, sulle rive di Trieste, appunto. Fermate dai carabinieri per un controllo casuale mentre andavano in auto, due persone sono state trovate a trasportare in auto scatole e scatole di prodotti rubati. Si tratta di una coppia di cittadini rumeni. L'uomo del 2000 sarebbe il compagno e convivente della donna, classe 2004. Il successo a Codroipo. Nella BMW che guidavano c'erano 44 confezioni di prodotti per cappelli di marca e 8 di caffè. Ancora truffe, anche se in parte sventate, tra Udine e la Costa. A farne le spese un uomo classe 1948, residente a Pradamano, una donna del 49 di Cervignano, a cui nel complesso sono stati sottratti quasi 12.000 euro, anche se con metodi diversi. Nel primo caso i malviventi avevano tentato di reiterare il raggiro con un altro metodo, ma lui si è insospettito e li ha denunciati. È un momento importante di confronto per comunicare i contenuti dei bandi in essere che risultano pienamente vigenti relativi agli incentivi per l'efficientamento energetico, per le strutturazioni dei fabbricati residenziali a favore delle famiglie, con l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi per lavoratori e studenti. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, intervenendo al convegno dedicato alle novità legislative in materia di edilizia rigenerazione urbana, organizzato a Feletto Umberto di Tavagnacco. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno ovunque, venti deboli a regime di brezza, temperature oltre la norma del periodo, specie in montagna, minime in pianura fra 12 e 15, sulla costa fra 15 e 18 gradi, massime in pianura fra 26 e 28, sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.